febbraio al via la campagna vaccinale per la popolazione generale. Si parte con i nati nel 41 per continuare la settimana seguente con i nati nel 46 e così di settimana in settimana a scalare. E Zai annuncia anche test a campione sugli studenti. Da lunedì ripartono anche negli ospedali della Marca le attività ambulatoriali, oltre 14.000 le prestazioni da recuperare. Il direttore Benazzi: non affollate i CUP, chiamiamo noi. Ristori in base al fatturato e proroga della CIG, l'annuncio del sottosegretario Baretta, ma non basta. Il 1 febbraio Veneto Umpese Unite scende in piazza. Il dato peggiore è quello di Treviso, seguito da Venezia e Verona. Al Canova crollo di oltre l'85% dei passeggeri. Save al lavoro per la ripartenza che si spera arrivi con la stagione estiva. Morto soffocato dal fumo del braciere acceso per scaldarsi, tragica fine per un 61enne marocchino senza fissa dimora. La tragedia in un edificio abbandonato a Montebelluna. 10 giorni ai mondiali di Cortina, il primo evento sportivo internazionale in pandemia. Oggi la presentazione ufficiale della manifestazione, che sarà tutta digitale, investiti 95 milioni di euro. Premio Fedeltà al lavoro assegnato ad Antenna 3 dalla Camera di Commercio Treviso-Belluno. Aver abbracciato la filosofia di servizio pubblico nel periodo della pandemia, dimostrando continuità, apparenza e forte professionalità. Queste le motivazioni del riconoscimento. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano l'avete sentito, il piano vaccinale. Si parte con la settimana dal 15 di febbraio con la popolazione generale. La notizia è stata diffusa oggi dalla dottoressa Russo nel corso della consueta conferenza stampa presso l'unità di crisi di Marghera. Zaia intanto annuncia anche l'avvio di uno studio sulla circolazione del virus tra gli studenti con l'apertura delle scuole. Noi pensiamo di partire con l'avvio della chiamata degli ultraottantenni dalla settimana del 15 febbraio, con la chiamata dei nati del 1941. Solo il 1941 per quella settimana lì. Uno schema, un piano di battaglia che non accontenterà tutti i novantenni e centenari in primis, ma che è stato oggi comunicato alla popolazione. Si parte il 15 febbraio con i 43.346 nati nel 1941 per continuare la settimana seguente con i nati del 1946, i 75 anni, e così di settimana in settimana a scalare con le corti 1940, 1945, 1939, 1944 e così via. Una strategia vaccinale fotocopia quella messa in atto quando la popolazione fu vaccinata contro la meningite. Complessivamente fra Pfizer e Moderna nel mese di febbraio è prevista la consegna di 250.000 dosi. Il 2 febbraio il Veneto attende le 46.680 dosi di vaccino Pfizer. Primi 10 giorni di febbraio per chiudere i cicli vaccinali ai dipendenti della sanità pubblica. A seguire, se le consegne saranno rispettate, si parte con l'invio delle lettere a casa con la chiamata per la popolazione. Ad oggi, 28 gennaio, in Veneto sono quasi 34.000 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Una macchina partita con l'acceleratore, 7.000 dosi inoculate ogni giorno, che potrebbe, con l'innesto dei medici di base, è in corso la trattativa a livello nazionale, portare ad un'impennata importante. Il Veneto ha aperto anche una linea vaccinale per i trapiantati, che saranno compresi dunque nella fase 1. Ora c'è grande attesa per lunedì, con il ritorno in classe al 50%. L'idea di fare un focus sulle scuole partendo da quel vecchio protocollo che avevamo già realizzato alla volta di novembre e approvato a dicembre. Facciamo dei controlli, diciamo, in progress a campione su dei distretti scolastici, sugli studenti, in maniera tale da monitorare anche lo stato di circolazione del virus anche nella popolazione scolastica. Ad un anno esatto dalla dichiarazione dello stato di emergenza per pandemia, il Veneto conferma il trend di calo dei numeri dei ricoverati. Scende anche l'indice di positività, siamo all'1,75%. Zaia annuncia l'intenzione di capire come circola il virus a partire dall'apertura delle scuole. Ristori in base al fatturato e proroga della cassa integrazione. L'annuncio oggi durante la nostra diretta del sottosegretario all'economia Baretta, ma non basta. Il 1 febbraio Veneto Imprese Unite scenderà in piazza, protesta davanti all'Agenzia delle Entrate a Marghera.
I contagi sono diminuiti così come i ricoveri negli ospedali. Dal 1 febbraio dunque anche l'azienda sanitaria trevigiana riaprirà per visite ed interventi extra-Covid. Abbiamo circa 5.000 prestazioni sospese e circa 9.000 galleggianti, per cui nessuno deve fare impegnative, nessuno, perché diamo per fatte quelle che ci sono. Partiremo con le sospese, quindi riprogrammeremo noi tutte le sospese e chiameremo a casa le persone. E poi anche nelle fluttuanti o galleggianti, come volete dire, anche noi programmeremo e chiameremo a casa le persone. Chi ha avuto una visita annullata a causa sospensione delle prestazioni per Covid e chi era in attesa di richiamata dall'ULSS ora dovrà aspettare di essere contattato. Dovranno invece telefonare o recarsi al CUP tutti coloro che hanno una nuova impegnativa fatta dopo la ripresa delle attività, quindi dal lunedì in avanti. Il direttore generale lancia poi un appello. Chiedo a tutti lunedì di non proiettarvi tutti, perché con le richieste del medico cerchiamo di farlo, capiteci, siamo in una situazione ancora ibrida dove abbiamo i Covid in ospedale e dove stiamo tentando di abbattere le liste d'attesa. Ovviamente ci sono delle specializzazioni che ancora sono impegnate con il Covid, tipo la pneumologia o gli internisti come endocrinologi e reumatologi. Insomma, bisogna portare un po' di pazienza. Fra le buone notizie l'R/T che è sceso a 0,67. Fra gli ospedali Conegliano e Covid free, così come fra qualche giorno lo sarà anche Oderzo. Benazzi ha poi voluto parlare dell'ospedale di Montebelluna. Ricordiamo che nell'Asolano ci sono stati più contagi. Ora, dice, vogliamo dare un segnale forte. In vari reparti di questo nosocomio saranno attivati posti letto Covid free. Buone notizie anche sul fronte del personale sanitario colpito dal virus. Rimangono ancora a casa 12 OSS, 19 infermieri e 4 medici. Sul fronte tamponi nei Covid point ad oggi sono stati effettuati 474.523 tamponi. Nell'ultimo periodo si è registrata una diminuzione del flusso. L'idea è quella di sostanzialmente, partendo dall'8 febbraio, se tutto va bene, di mettere in stand-by Casier, di mettere in stand-by Castelfranco e quindi di tenere Vittorio Veneto, quindi di tenere sostanzialmente notturni Treviso, Oderzo, Altivole, Conegliano, Valdobbiadene. Se dovessero esserci dei cambiamenti nei contagi sarà ripristinato tutto. Questo naturalmente era il servizio relativo alla ripartenza delle visite specialistiche ambulatoriali nell'ULSS, negli ospedali dell'ULSS 2 della Marca. Vediamo ora il servizio sui ristori e la protesta di Imprese Unite. I codici Ateco hanno dimostrato una loro faraginosità, non riescono a cogliere la complessità delle filiere, quindi pensiamo che sia meglio passare al fatturato, alla perdita di fatturato e in secondo luogo riconfermare e allungare la cassa integrazione, perché ci sono settori nei quali non solo la crisi non è superata, ma all'interno di una crisi ancora pesantissima. Con il nuovo decreto ristori potrebbe cambiare tutto. Il cambio di passo prevede un sostegno sulla base della perdita di fatturato e la possibilità di poter ancora usare la cassa integrazione oltre il termine del 31 di marzo. Il governo, oltre alla crisi, sta lavorando a questo, con l'intenzione oltretutto di fare presto. Il nostro intendimento è preciso, arrivare a fare il decreto ristori e presentarlo, e anche in tempi brevi, perché ovviamente non sarebbe neanche corretto lasciare ad un eventuale nuovo governo, qualsiasi esso sia, nella speranza che la crisi sia breve, un'incompiuta su un punto così importante, perché lo scostamento di bilancio lo abbiamo chiesto noi. Un tema, quello dei ristori, che sta infiammando le partite IVA con il gruppo dei pacifisti, l'associazione Veneto Imprese Unite, che proprio oggi ha annunciato la mobilitazione per il 1 di febbraio. Il mondo delle partite IVA italiane è ormai sull'orlo del baratro, ha ribadito Aiello, che solo 2 giorni fa nei nostri studi così si era espresso. Non andiamo là con nessuna bandiera e con nessun logo, abbiamo semplicemente bisogno di far squadra e farci vedere uniti, perché troppo spesso siamo stati divisi e sfruttati per questo. Dobbiamo farci vedere uniti e forti nel gridare lo stesso grido di bisogno, di aiuto. Non riuscendo ad ottenere riscontri costruttivi e certezze da questo governo, abbiamo deciso di tornare a protestare. L'appuntamento annunciato da Aiello è per l'1 febbraio alle 8 a Mestre. La protesta coinvolgerà una delegazione per ogni provincia veneta. Il punto del sit-in, conclude Aiello, sarà comunicato prossimamente, ma anticipa, sarà un luogo che ben simboleggia molte delle richieste da noi fatte al governo per poter reinvestire nel futuro.
E proprio poco fa si è saputo che la protesta verrà inscenata davanti alla sede dell'Agenzia delle Entrate a Marghera. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con il TG di Treviso. Parliamo ora di controlli anti-Covid, perché in Veneto sono stati 24.400 questa settimana, con 503 sanzioni, controllati 5.695 esercizi commerciali e 24 sanzionati. I dati sono stati diffusi dal sottosegretario al Ministero dell'Interno Achille Variati. Dei locali 5 dovranno chiudere le proprie attività. Il numero che salta agli occhi negativo è poi quello delle persone scoperte dalle forze dell'ordine in violazione della quarantena, 10 in quest'ultima settimana, che portano il totale parziale del mese a 30 casi. Intanto, nell'attesa delle nuove classificazioni da parte del Ministero della Salute, il sottosegretario Variati raccomanda la prudenza alla vigilia dell'apertura dei saldi in un weekend che potrebbe coincidere con il ritorno del Veneto in zona gialla. Dice: voglio raccomandare a tutti la massima prudenza nel mantenere le distanze, nel limitare il più possibile le interazioni di persona. Proteggiamo, dice Variati, noi stessi e gli altri. Ed ora parliamo del sistema aeroportuale del Nord-Est, crollo dei passeggeri nel 2020 con percentuali record al Canova di Treviso. Meno 85,8% a Treviso, meno 75,8% a Venezia, seguono Verona e Brescia con cali rispettivamente del 71 e 77%. Il 2020 si chiude per il polo aeroportuale del Nord-Est con un crollo drammatico dei passeggeri. Un anno disastroso per tutti gli aeroporti, ma che ha visto nel Nord-Est un calo dei passeggeri ancor più marcato, determinato dall'incidenza molto bassa in questi scali del traffico nazionale rispetto a quello internazionale, che è stato praticamente azzerato dalla pandemia. Una situazione estremamente difficile che tuttavia non impedisce di lavorare in questi mesi per la ripartenza che si spera arrivi con la stagione estiva. Noi dobbiamo essere pronti per garantire che una volta che il viaggiatore medio riprende la confidenza per tornare a volare, gli aeroporti devono essere operativi. Come si fa a riprendere questa confidenza nel viaggio? Ovviamente vaccini in primis, penso che tutti stiamo aspettando l'effetto di questi vaccini, e mettendo quello che oggi si chiamano i COVID-free flights, cioè si parla tanto dei voli COVID-free, cioè dove si fa il tampone prima di partire. Il gruppo Save sta lavorando con le varie compagnie affinché, non appena si ripartirà, ci siano voli e posti disponibili. Circa la riapertura del Canova di Treviso, che il Comune auspica per il 1° aprile, c'è un grosso punto interrogativo. Ryanair ha già tutti gli operativi in vendita. Ripeto quello che dice sempre il nostro presidente, il dottor Marchi, noi apriremo un giorno prima che ci siano i passeggeri. Per cui se i passeggeri ci saranno, Treviso riapre. Ovviamente è qualcosa che dipende più da come accennava lei, di chiusure di stati, di capacità di poter operare questi voli. Parliamo ora del rientro a scuola da lunedì 1° febbraio, questa mattina tavolo di coordinamento in prefettura. Sentiamo. Prove generali nelle scuole della Marca. Da lunedì si ricomincia in presenza al 50% con il piano vagliato stamattina dalla prefettura e l'ufficio scolastico provinciale. La MOM, l'azienda di trasporto locale, ha deciso che per il ritorno a scuola nella provincia di Treviso saranno necessari 120 bus aggiuntivi, 20 dei quali operativi da lunedì e altri 100 quando la presenza sarà al 75%. Noi come MOM siamo pronti, quindi le prime 3 settimane ci servono da rodaggio per capire i flussi dei ragazzi e per organizzare al meglio il nostro servizio. Oltre agli autobus verranno impiegati altri 20 steward su 37 già operativi in passato per governare i flussi e limitare gli assembramenti alle fermate. Avremo anche l'aiuto ovviamente della polizia locale, della polizia e della protezione civile. Questa mattina il prefetto l'ha detto in modo chiaro, che ha chiesto l'intervento anche di queste forze dell'ordine per dare una mano, un supporto.
Le scuole si stanno preparando al grande giorno, come qui all'Istituto Tecnico Tecnologico Planck, dove tutto è predisposto per l'arrivo di circa 700 studenti. Situazione in parte già testata dai 200 allievi che fanno pratica laboratoriale già dal 18 gennaio. Siamo pronti ad accoglierli e gli studenti, ve lo posso assicurare, non vedono l'ora. Io credo che noi come scuola possiamo farcela con i nostri protocolli, se, come mi pare, anche i trasporti sono pronti, anche con gli steward alle fermate, credo veramente che la prova potrà andare bene, perché i ragazzi felici di ritornare tendono, soprattutto appena escono da scuola, a mettersi in capannello. Com'è ripartire, ragazzi? Bello perché c'è l'atmosfera della classe, però faticoso con queste restrizioni. Sinceramente mi sembra pericoloso come cosa, perché non sono ancora sicuro di ciò che hanno intenzione di fare e non sono sicuro che rispetteranno ciò che bisogna fare. Fra 3 settimane si va al 75% come previsto dal tavolo dei prefetti, ovviamente se non cambia lo scenario epidemiologico. La cronaca, ora morto soffocato dal fumo del braciere acceso per scaldarsi, tragica fine per un 68enne marocchino senza fissa dimora, la tragedia nella notte a Montebelluna. Attualmente, in coordinamento con la Procura di Treviso, stiamo svolgendo le attività di indagini per stabilire le cause dell'incendio. Non escludiamo nessuna pista, si protende per una causa accidentale. Morto soffocato nell'incendio di questa palazzina disabitata lungo lo stradone principale di Montebelluna. Questa è la fine di Omar Haimi, marocchino di 61 anni, trovato cadavere dai vigili del fuoco accorsi a spegnere le fiamme. Ieri sera siamo stati attivati da una cittadina che ci segnalava l'incendio all'interno di un'abitazione in centro a Montebelluna. A quel punto, arrivata la pattuglia sul posto, ha constatato questo appartamento in fiamme, appartamento che risulta disabitato da diverso tempo. Edificio all'asta, dopo essere stato negozio e discoteca, è diventato ritrovo per spacciatori e sbandati. A testimoniare queste frequentazioni la notevole quantità di rifiuti sparsi un po' dappertutto, oltre alla serie di recinzioni di vette dagli abusivi. Tra loro anche il marocchino che si sarebbe rifugiato per la notte. La probabilità che abbia tentato di scaldarsi e che quindi poi dopo ci sia stata questa fatalità brutta, purtroppo, è una delle ipotesi che noi stiamo percorrendo. Il resto l'avrebbe fatto l'alcol e il degrado, portandolo alla morte per soffocamento. Una vita ai margini, quella della vittima, a chiedere l'elemosina in Parco Manin, pur avendo una famiglia e una casa, che però non voleva frequentare, sottolineano dal municipio, che conoscono bene il caso, seguito dai servizi sociali. Resta da capire se era solo in quel degrado totale che riguarda non solo la palazzina, ma anche l'ex industria lungo via Zecchinon. Ruderi davanti al Museo di Storia Naturale, in un evidente contrasto lungo la via principale della città. Una zona a rischio per la quale l'ex sindaco Marzio Favaro e l'attuale reggente Elzo Severin hanno più volte cercato un dialogo con le proprietà, al momento inutilmente. Ora un morto e una palazzina annerita in mezzo al degrado impongono una soluzione a questo buco nero di Montebelluna. Il coprifuoco non ferma i ladri, sentite cosa è successo ieri sera a Roncadelle. Ero in cucina, che è al primo piano, e mentre cenavo era circa l'1 di notte e avendo un sensore in giardino che illumina con un faro tutto il giardino, ho visto il faro accendersi, ho buttato semplicemente un occhio fuori dalla finestra e ho visto una persona all'interno del giardino della mia abitazione. Ecco. I ladri davanti agli occhi all'ora di cena. Siamo in via Molino a Roncadelle di Ormelle. A parlare è Alberto, il proprietario dell'abitazione presa di mira dai ladri la scorsa notte. Erano in 2 con il volto travisato da una sciarpa. Hanno cercato di entrare, poi una volta vistisi scoperti sono scappati. Ma oltre alla paura anche la beffa di vedere che una volta arrivate le forze dell'ordine per gli accertamenti, uno dei 2 ladri sarebbe tornato poco più tardi o comunque rimasto in zona. Sono risalito a casa portando giù l'immondizia, era circa le 2,
mi sono accorto che c'era una persona poco distante dal giardino, sempre in strada. Non lo so, secondo me lui si era nascosto e non ha riprovato a entrare, ma semplicemente ha aspettato che si calmasse la cosa per poi scappare in maniera definitiva. Nemmeno i cani hanno fatto desistere la coppia di ladri che ha cercato di compiere il furto nonostante i proprietari fossero in casa. Le finestre della cucina sono visibili, erano accese e io ero all'interno che parlavo a cena con un amico. Un po' ti destabilizza sicuramente e niente, l'unica cosa che possiamo fare è attrezzarci con vari allarmi, impianti di telecamere nuovi. Ed ancora cronaca, un ristorante cinese di Galliera Veneta utilizzato per ripulire denaro sporco frutto di una frode fiscale. Operazione della Guardia di Finanza di Treviso che ha indagato 3 cinesi, a capo di tutto un 42enne cinese residente a Istrana. Utilizzavano un'attività di ristorazione per ripulire denaro sporco. 3 cittadini cinesi sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Treviso per aver riciclato 382.000 euro provenienti da una frode fiscale nel settore del confezionamento di capi di abbigliamento. I bonifici arrivavano nelle casse di un ristorante cinese di Galliera Veneta nell'Alta Padovana. 2 dei 3 indagati sono proprio i gestori dell'attività. I finanzieri infatti hanno accertato che i 2 ristoratori, dopo aver ricevuto i bonifici da parte di alcune imprese cartiere coinvolte nella frode, consegnavano sistematicamente in contanti alla moglie del principale indagato somme di denaro provenienti dalla loro attività di ristorazione, ripulendo così il denaro derivante dagli illeciti fiscali. In cambio ai ristoratori cinesi veniva data una commissione di 150 euro per ogni consegna di denaro che avveniva all'interno del ristorante dopo la chiusura serale. L'indagine si era sviluppata durante un'operazione del 2019 della Finanza di Treviso che aveva portato all'arresto dell'autore della frode realizzata mediante l'utilizzo di false fatture per circa 6 milioni di euro. L'indagato ha già patteggiato presso il Tribunale di Treviso la pena di 3 anni di reclusione. Dopo il sindaco di Mira Marco Dori e molti altri utenti Facebook, anche il sindaco di Mogliano Davide Bortolato oggi è vittima di un falso profilo social che veicola la promozione di un fantomatico concorso in cui l'ignaro utente di turno dovrebbe vincere una somma di denaro. Non cliccate per nessuna ragione su registrati e non accettate la nuova richiesta di amicizia che sta girando in queste ore, dice il primo cittadino di Mogliano. C'è qualcuno che sta usando indebitamente il mio nome, la mia immagine di profilo con cui ha creato un altro account mandando richieste di amicizia e messaggi a mio nome. È una truffa, dice il sindaco, che annuncia l'intenzione di sporgere denuncia. E restiamo a Mogliano perché è stata individuata in poche ore dai carabinieri l'autrice di un furto con la tecnica dell'abbraccio. Il fatto era avvenuto il 26 gennaio, la vittima un pensionato classe 1945, la donna 23 anni senza fissa dimora e gravata da pregiudizi di polizia aveva avvicinato l'anziano con una scusa e dopo averlo abbracciato gli aveva sottratto il portafogli, quindi era fuggita. Ora la donna è stata identificata e denunciata. Parliamo ora di gioco d'azzardo. L'ULSS 2 ha attivato una piattaforma chiamata Indipendo che permetterà di migliorare e gestire la presa in carico e la terapia online. Sentiamo. L'obiettivo è rendere i giocatori liberi dalla dipendenza, non solo, ma sostenere ed aiutare le famiglie. Così, proprio in un periodo di limitazione a causa della pandemia, è stata attivata una piattaforma che permetterà interventi terapeutici in modalità telemedicina. Fra queste sono le consulenze legali e le consulenze economiche. Direi che questa è veramente nel campo sicuramente regionale un po' una novità, ma mi sentirei anche di estendere la cosa a un campo maggiore, insomma, credo che siamo tra i pochi ambulatori che riescono a garantire delle consulenze specialistiche all'interno di un programma per i giocatori. Il portale dedicato, ricorda il dottor Mazzo, andrà ad integrare l'attività svolta dai 4 ambulatori di Castelfranco, Treviso, Oderzo e Conegliano. Nell'ultimo triennio sono stati presi in carico complessivamente in questi ambulatori 894 pazienti. Nei nostri ambulatori, in presenza in particolar modo è già attiva, ma la volontà è quella di implementarla anche con modalità a distanza. Ci saranno e verranno ampliate tutte delle modalità di valutazione del giocatore che rappresentano ancora con una punta di orgoglio
un po' un'idea innovativa, e quindi una valutazione neuropsicologica, una valutazione che va un po' al di fuori da quelli che sono gli standard che normalmente si usano per il trattamento delle dipendenze. I grafici mettono in evidenza come questo fenomeno sia difficile da arginare. Secondo le più recenti ricerche epidemiologiche europee, il 22% degli adolescenti ha dichiarato di aver giocato d'azzardo almeno una volta negli ultimi 12 mesi, circa il 15% di questi sviluppa un gioco eccessivo e il 3,9% soddisfa i criteri per la diagnosi di gioco d'azzardo patologico. Diverse le iniziative portate avanti anche a livello scolastico. La piattaforma in futuro sarà pensata ed allargata anche ad altre dipendenze. Saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Frescada i funerali del cavalier Giovanni Salem, mancato il 27 di gennaio. Ad annunciare la morte i figli Giacomo Maria Elisa ed il maresciallo Alberto Salem, ex comandante del nucleo radiomobile della Guardia di Finanza di Treviso, un uomo a cui la città deve molto anche per l'intensa opera di volontariato sul territorio. Dopo il rito funebre la salma sarà accompagnata al cimitero di San Lazzaro. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Dieci giorni esatti ai mondiali di Cortina, 10 giorni all'inizio del grande spettacolo, il primo evento sportivo internazionale in tempo di pandemia. Oggi la presentazione ufficiale della manifestazione. Cortina 2021 lascerà una testimonianza televisiva al pari di quella delle Olimpiadi del 1956. Allora non c'erano i mezzi, oggi c'è la pandemia. I mondiali di sci sono il primo e finora unico evento sportivo che si svolgerà senza pubblico. Non avevamo alternative, ma siamo certi dell'attenzione che ci verrà riservata, ha affermato stamattina Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021, durante la conferenza stampa a 10 giorni dall'avvio dello show. Quello che possiamo dire è che forse ci ha anche aiutato a dimostrare che eravamo i candidati giusti per queste grandi Olimpiadi, è stato proprio il gioco di squadra, un evento che io mi auguro abbia come lascito soprattutto la cultura delle generazioni nuove che porteranno avanti questo esempio. È l'Italia che vince quando fa sistema, 95 milioni l'investimento necessario per garantire nei tempi le opere necessarie, accompagnare l'evento e lasciare un'importante eredità. Quello che noi andremo a costruire nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sarà la costruzione del sogno, che è il sogno olimpico, attraverso la realizzazione di opere come quella del curling, ad esempio, o il collegamento intervallivo, che è un'opera importantissima. Cortina, sarà un esempio per far vedere come anche durante la pandemia si può realizzare un evento così importante. Una manifestazione nuova, sarà tutto virtuale. E qui anche ringraziamento a tutti i media partner, coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo Virtual Media Center. Sarà virtuale, ma saremo comunque presenti. 13 gare, 700 atleti, 500 persone al lavoro sulle piste per offrire la migliore accoglienza tecnica. Cortina è una grande cartolina, quindi penso che già questo darà un valore aggiunto a questo mondiale. E abbiamo una grande squadra femminile in questo momento che sta gettando legge su tutto quello che sono le competizioni di Coppa del Mondo. Forse nel settore maschile è un momento un po' di difficoltà. Sul fronte della pandemia, rigidissimo il protocollo sanitario. Cortina per 2 settimane sarà in una bolla gialla. C'è un sistema a pass gialli, pass rossi per quanto riguarda le differenti zone, con degli orari ben contingentati, e devo dire ci sarà un rafforzamento degli autobus locali che saranno gratuiti. Il dramma economico degli operatori del settore turistico invernale. Oggi sul Nevegal flash mob, ci sono in gioco 150 posti di lavoro. Neve come non mai, piste tirate a lucido, ma impianti chiusi. L'unica cosa che si può dire è che noi comunque abbiamo fatto la scelta di in qualche modo di tenere aperto anche in questo periodo,
la Fisi permette di poter allenare gli atleti e noi stiamo dando questo servizio. È il destino del Nevegal, lo stesso di tutte le altre stazioni sciistiche, grandi o piccole che siano. Gli impianti per il pubblico sono chiusi, di conseguenza anche tutto il comparto turistico, dalla ristorazione ai bar, siamo tutti in ginocchio. Circa 150 i posti di lavoro in pericolo. Qualcuno ha ricevuto i ristori, chi 600 euro, chi 2000, chi nulla, come nel caso dei bed and breakfast e dei maestri di sci, protagonisti tutti assieme di un flash mob silenzioso e garbato. Un abbigliamento decisamente particolare, sicuramente qui per protestare, ma perché con questo look? Ciao, salve a tutti. Io sono lo sciamano della valle, per quello che sono vestito così. Ma sono anche un esercente, sono il titolare di un B&B. Sono qua insieme a tutti gli esercenti, a tutti gli albergatori, ai gestori degli impianti qua in Nevegal, per sottolineare la problematica che si è creata, soprattutto adesso d'inverno. Tutti gli impianti sono chiusi, gli alberghi non hanno gente, i B&B, non c'è più turismo, non c'è più niente. Questa è una situazione che si protrae ormai da quasi un anno. Si spera in un fantomatico 18 febbraio, in cui le piste dovrebbero essere riaperte, facendo conto che la neve possa poi durare fino a Pasqua. Si spera e non si comprende cosa si stia ancora aspettando. Forti preoccupazioni per i laghi bellunesi sono state espresse oggi in una nota dall'assessore alla protezione civile della Regione Veneto Giampaolo Bottaccin. Normative europee a volte contrastanti e non rispondenti alle esigenze del nostro territorio fanno correre il rischio che i bacini idrici montani, per rispondere al deflusso minimo ecologico che sostituisce il vecchio deflusso minimo vitale di fiumi e torrenti, possano restare per tutto il periodo estivo vuoti. Dalle simulazioni e sperimentazioni in corso emergono vari aspetti: il rischio di un deficit rilevante nella produzione energetica da fonte rinnovabile con consistente riduzione dei canoni idrici introitati dalla provincia di Belluno, effetti deleteri per le comunità biologiche lacustri a causa dello svuotamento, carenza di riserva idrica a fini irrigui e grave danno economico per un già martoriato comparto turistico. Ed ora parliamo di noi con un importante riconoscimento che la Camera di Commercio di Treviso e Belluno ha assegnato ad Antenna 3. Aver abbracciato la filosofia di servizio pubblico nel difficile periodo della pandemia da coronavirus, dimostrando continuità, appartenenza e forte professionalità. E questa è la motivazione che accompagna il premio Fedeltà al lavoro che la Camera di Commercio di Treviso e Belluno ha deciso di assegnare ad Antenna 3. Un premio prestigioso che viene conferito ogni 2 anni a figure professionali, aziende e personalità che hanno contribuito in maniera determinante alla crescita e al prestigio economico del bellunese e della Marca trevigiana. Un riconoscimento su proposta diretta del presidente Mario Pozza, che nei giorni scorsi ha comunicato il conferimento direttamente al nostro editore Filippo Yiannakopoulos. Particolarmente significativo un altro passo della motivazione che sottolinea come sia fondamentale il supporto di Antenna 3 alla comunicazione sociale e economica del territorio trevigiano e bellunese, con le dirette non stop da studio come dei luoghi colpiti dal contagio e con il preciso obiettivo di informare puntualmente i cittadini sullo sviluppo della pandemia, permettendo loro di prendere coscienza di ciò che stava accadendo e per ognuno delle possibili decisioni da prendere sul da farsi. Un servizio fondamentale, soprattutto pubblico, dove il bene della comunità è venuto prima delle logiche economiche e imprenditoriali. Il premio, conclude il presidente Pozza nella lettera inviata all'editore Filippo Yiannakopoulos, sarà consegnato nel corso della cerimonia che verrà organizzata non appena terminerà il pericolo contagio. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, ci salutiamo in chiusura dando uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Il meteo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Cala lievemente la pressione atmosferica. Non ci sarà per ora un deciso peggioramento del tempo, che invece avvertiremo nel weekend, ma insomma già venerdì si farà sentire una certa variabilità. Vediamo la situazione nel dettaglio.
Sul Veneto la grafica del 29 gennaio ci mostra un contesto piuttosto nuvoloso. È un nuovo impulso perturbato proveniente da ovest che si fa via via sempre più spazio. Perciò in questa giornata avremo annuvolamenti alternati a schiarite e anche qualche banco di nebbia, specie sulla pianura meridionale della regione, e saranno possibili anche dei locali e deboli piovaschi. Temperature minime comprese tra -2 e 1 grado, valori massimi invece tra i 5 e i 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove prevale una spiccata instabilità con occasionali piogge discontinue e intervallate comunque da parentesi asciutte e localmente anche più soleggiate. Temperature minime tra -1 e 4 gradi, massime invece sui 6-8 gradi all'incirca. Uno sguardo ora al Trentino Alto Adige, anche qui il cielo risulterà a tratti nuvoloso con qualche precipitazione, neve sui confini alpini intorno agli 800-900 metri. Temperature minime intorno allo 0, massime invece sugli 8 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.